Buongiorno. Voi vi starete chiedendo perché mi sto vestendo da bici in un video in cui si parla di salire in ammiraglia. Sicuramente non vado in corsa, questo è una certezza, ma sono a Tor Viscosa. Oggi è sabato 31 maggio perché oggi si corre la seconda tappa del Giro del Friuli Venezia Giulia Juniores e sono stato invitato di nuovo dalla Libertas Ceresetto a salire in ammiraglia durante la corsa. Quindi sono venuto a Tor Viscosa, ho portato la macchina, così quando sarò all'arrivo avrò già la macchina per tornare a casa senza dover chiedere passaggi o simili. E oggi si corre la seconda tappa da Gorizia appunto a Tor Viscosa. Non mi ricordo assolutamente chilometri, dislivello e tutto il resto. So che si farà, se non sbaglio, un doppio San Martino del Carso, quindi quella sarà la salita, la salitella di giornata. E direi basta, vado a casa perché così poi posso partire per andare a Gorizia. No dai, se non avete visto il video della prima volta che sono salito in ammiraglia alla Coppa Montes, ve lo lascio linkato nell'info in alto a destra. Adesso mi preparo, adesso qua c'è la bici, mi porto via questo che non si sa mai che dentro ci sono i carbo, metto via le chiavi, questo sono io e si va. Quindi ci vediamo in ammiraglia, o meglio ci vediamo a Gorizia più tardi, per me più tardi, per voi qualche secondo. Ciao! Later. Eccomi, sono arrivato a Gorizia, furgone Libertas Ceresetto, i ragazzi si stanno scaldando, andiamo in partenza e si va. Qua lo staff di Ale, DS e Cristian. Bici di scorta, Omar per gli amici Ruben e ho guadagnato i gradi di posto davanti. Pittarella quasi sicuramente impegnato. Anche in altre Turco, funzioni. Mourinho. Andiamo col direttore di corsa Roberto Berto. Io ti ho visto, ma amore. Roberto Bertolo sulla direzione corsa. Sì, penso che sia quella macchina lì, quella moto lì. Milioni di euro. Mi vedo già le sfiammate del muro in diretta. Perfetto, grazie. Il trasferimento per il chilometro zero che dovrebbe essere all'altezza dell'aeroporto di Gorizia, quindi 7 km. Giro 23esimo giro. Atmosfera già carica. Ma il problema è organizzativo. Se tu fai ogni 30 secondi, 2 km, Allora attendiamo, parti lì male. Prima di partire attendiamo Oh dai. il Qualcuno avrà detto, tanto la gara è piatta e voglio andare in fuga. Allora, partenza velocissima, dichiarata alla radio. Oggi sono 98 km, 5,50 dislivello, doppio San Martino del Carso e dopo un piattone sarà 50-60 km piatto totale. Sarà tosta. Viene comunicata l'orario di partenza dei 32 squadre rappresentate con 160 atleti, avvenuta alle 11:37. E via. Fuga, qua ancora non va in fuga nessuno. Dejan Podgornik, nessuno controlla la gara e quindi è fuori controllo. Poi squadra da 5 corridori. DS, tattica di oggi? Attenzione per i mezzi stare che poi vicino al velocista ripeto, per i mezzi che precedono il e per gruppo, gli altri tre nostri allungare un scalatori attimo invece puntare ai GPM, per lasciare quindi la spazio maglia in mia testa al gruppo, scalatore. grazie. Dalla seconda metà di gara che finisce il tratto tra virgolette nervoso che parte
la pianura, stare col velocista, venire alla macchina, prendere da bere, un po' di comunicazioni e cercare di fare la volata. Quindi oggi l'obiettivo Perfetto. è questo. Quindi secondo te oggi non è da fuga, ma arriva il gruppo e volata? Speriamo di sì. Quindi noi abbiamo il velocista, quindi speriamo di giocarci la carta velocista. Che non è Vidal che ha fatto top 20, Sì, top 20, Vidal è ha sempre fatto- lui? No, Ok. non è lui il velocista, è un altro Ok. Podo. Ok. Qua a destra. Quindi andremo giù sotto San Martino, poi torniamo su e fanno un circuito 1,5. Cioè fanno 2 volte San Martino. Sì, sì, 2 volte e 2 giù. Discesa e quindi tutta la pianura. Primo tentativo di fuga ripreso. Adesso entriamo nel circuito. Sarà un po' saliscendi, dopo si gira su verso San Martino, doppio strappetto e dopo tutta pianura. Cristian Vedovelli Altra fuga. al comando numero 506 hanno un vantaggio di 12 secondi al chilometro. Chiaro. Chilometro 13 più o meno 12 secondi. 12 secondi per un atleta. 114. Cazzo, dorsale 100. E qua si sale. Per il livello di corsa non credo che si scrivi qualcosa. Vedendo adesso il percorso fatto da questo Ritardo lato, del gruppo al chilometro a vedere se c'è 18.300 vento, andare al verso passaggio del Torriscosa potrebbe contagiri. rompersi anche in pianura. 19 secondi di ritardo del gruppo. 19 secondi. Forte, stanno andando forte sicuro. Siamo nel secondo giro, chilometro 22, c'è fuori una fuga di 3 con 15 secondi. Vediamo se resistono tutto il circuito dopo cosa succede in pianura. A definire la classifica dei Gran Premi della montagna, si ristabiliscono le situazioni, gruppo che ritorna al compatto. Reggono le bici sopra. È andato a rintuzzare l'attacco dei due rimasti questo è e ciclismo quindi il vero, gruppo ragazzi. compatto in una lunghissima fila indiana. Non giochi più dallo Ritmo. junior in poi. Oggi vanno forte. No, lo controlla, ma lui lo vedi che è andato via di testa. Era ora che si metteva in scena di un ammiraglio. Allora attenzione per tutta la carovana, la rotonda prenderla in senso di marcia, ripeto, senso di marcia obbligatorio, dall'altro lato non c'è uscita, quindi senso di marcia per tutti sulle due rotonde. Siamo lontani di 50 km dai primi. No, ma adesso che è tutta dritta magari ti ricompatti, Sì, adesso è più facile. ti avvicini sicuro, comunque Adesso siamo indietro. Boh, adesso sono 60 di pianura. Era qui di fornimento. Qua Che sarà righi il siamo preso, fornimento. 500 la media che viene formalizzata. Cazzo. Doppio San Martino, 43 di media, tanta roba. Dorsale 65, Vili Fantinico dal gruppo, 65. Minchia! Ci hanno chiamato, dorsale 148, quindi adesso risaliamo.
mi ha fatto assistenza, ti devi levare dai c***i, Sì, perché anche ti ha visto, perché guardava nello specchietto. Occhio. Grande. Madonna, quel corridore lì rischiato veramente già 5 volte, È lì, Sì, l'ho visto. Tieni pronto. Coda al gruppo, anche dorsale 5 chiamata in coda al gruppo e dorsale 34 chiamata in coda al gruppo. Preparami la roba. Vieni qua. Passa acqua fresca. Sì, guarda avanti però. Vedi anche questo che acqua poi. Questo è malto. Ti do anche acqua fresca. Te ne do un'altra? Ancora una. Un'altra malto e poi manda qui Edo. Oh, adesso la corsa per un po' si mette tranquilla, poi ricominciano a scattare e dobbiamo metterci insieme, ok? Adesso le strade sono larghe e facili, va bene? Oh, alimentiamoci bene, Se devi buttare qualcosa dammi, se no tieni. Dammi una borraccia. Tieni qua, che ti lancio. Manda Edo, alzare il braccio ancora! Edo! Che cerca di evadere del gruppo, vedremo l'evolversi. Assistente con il gruppo per il dorsale 149. Eccolo. 56 si aggiunge 33. 149, 56, 33. Devi venire dietro! Branato! Se fai passare la macchina del direttore di corsa, lui sta in coda al gruppo, vieni qua, prendi e vieni qua, ti riporto sotto e prendi un'altra borraccia, ok? Stai qua! Acqua fresca! Dammene un'altra di fresca, acqua fresca! Oh, adesso però bisogna tornare su, Oh, alimentiamoci bene. Te ne do un'altra. Bravo. Avanti! Ok, oh Edo, adesso ci rimettiamo davanti, tutta piatta. Stiamo uniti con la squadra, Stiamo uniti. Eccolo qua. Qua meno 25. Adesso siamo in un circuito che faranno ancora una volta. Continuo movimento. Radio corsa, ma sì. Ma no, dai, ci sta come Meno 13 Adesso qua si gira a sinistra e si va sulla stradina. e si riprende il circuito. Sì, hanno un vantaggio di 5 secondi sul gruppo, sono per l'aspiratorio Telli Scott col numero 10 Scoffet Matteo, col 44 Luca Morlino del team Paul Cantù, col 151 Daniele Longoni della Salus Ciclistica Seregno. Salus, sembra l'attacco, Il gruppo girato lì, esatto. Lì ci sono le moto. Eccoli. Il comando è di 9 secondi sul gruppo. 9 secondi sul gruppo. Meno 10. Si è Caduta. spaccato il gruppo. Altra caduta in meno 9. Ma perché hanno accelerato, Adesso c'è un più po' che di altro lotta, strapping, la strada... Madonna. Però uno nostro là in fondo c'era. Vedo due bici, ma un altro azzurro.
15 secondi. Sì, forse sì. Sì. Odo. Edo. A sinistra! Siamo a breve, 20 secondi sul gruppo. Vieni qua! Oh, quando arriva che uno che ti suona, ti metti a sinistra. Ok? Occhio che ti lascio, appena arriva la macchina. Cazzo grande. È uscito di strada ai -5. Allora avete sentito Vai, prima della curva. C'era una caduta per il 10, quindi prima. Edo, ganci. Edo, occhio alla curva. Vai, Edo, lanciati. Piano, Madonna, che Dammi la borraccia. Ce l'ho io. Da uscire con questa finestra che non faccio del tutto. Sì. Qua sul rettilineo dopo la curva. Allora, Edo, adesso non rischiamo più di tanto perché la corsa oramai è andata, ok? Occhio a questa curva un attimo. Faccio l'ultimo aiuto, poi dopo vai all'arrivo tranquillo, tanto non cambia niente, ok? Come stai? Ti sei fatto male? Stai meno 4, Ma ti sei fatto male? 7 secondi in ritardo al gruppo dai 2 di testa. Il caldo, vieni all'arrivo piano. Torlino del Cantù, 251. -3. Gli altri ragazzi voi? Davanti la decima Io ho visto posizione, un viola vedo, davanti. sembra Pod dalla statura, 10ª, 12ª posizione. 30-40 corridori sono rimasti dietro. Sì. -3. 100 metri, il gruppo in lunga fila indiana. -2, ne abbiamo perso uno. Si vede troppo lontano. Dei velocisti fanno buona guardia, natura elevata, siamo intorno ai 46-47 km/h. Attenzione, ultimo chilometro. In testa le maglie del Team Vanci. 97, leader della speciale classifica, vittorioso anche ieri alla tappa a cronometro, Alessio Magagnotti della Autosai Country. Attendiamo il secondo e terzo dall'ufficialità dei giudici e dai cronometristi. Quindi numero 97 vince questa prova. La seconda tappa Gorizia Torviscosa, scusate, vince il dorsale 97. Alessio Magagnotti dell'Autosai Country. In seconda posizione il dorsale 8 Francesco Baruzzi dell'Aspiratorio Telli. In terza posizione il dorsale 52 si tratta di Fabio Segatta della Montecorona. Noi attendiamo il fine corsa. Edo, bagnati, Edo. Dai, Edo. Allora, da Radio Corsa i ragazzi non hanno fatto podio, però non sappiamo le altre posizioni, ma soprattutto quando stavamo tornando all'arrivo, anche se eravamo abbastanza indietro, sembrava che ci fossero delle maglie viola davanti. Vediamo adesso che arrivano. Allora, sono all'arrivo, non ho filmato il debrief della squadra perché mi sembrava troppo invadente, non mi piaceva, e poi me lo sono goduto ascoltando con calma. I ragazzi si sono parlati, avevano un po' idee diverse fra dovevamo stare più davanti oppure dovevamo risparmiare qualche energia, ma comunque fa parte delle corse. Giornata abbastanza nervosa come percorso e anche come ritmo, poi 2 cadute
10° e 8° chilometro, che sicuramente non aiutano, ma mi sono divertito, veramente figata, cioè vedere la corsa da dentro, tanta roba, tanta roba. Spero che si sia capito bene dal video, che si capisca qualcosa un po' delle emozioni. Mi metto all'ombra, caldissimo, infatti i ragazzi oggi hanno sofferto perché non è una giornata calda, è una delle prime giornate in cui fa tanto caldo. Anche stamattina che sono partito da qua per tornare a casa, dopo un'ora andando verso Grado faceva molto caldo. Comunque siamo rimasti in pochi, adesso rientro, direi che tanto entro in macchina e accendo. Ci vediamo secondo me con la tappa in linea numero 4, che è simile alla tappa di oggi, con un pezzo di pianura, secondo me doppia ascesa se non ricordo male, e altra pianura, quindi potrebbe essere interessante. La tappa di domani, quella verso su Muris, è sicuramente la più bella, però non riesco ad andare, quindi direi che ci vediamo al prossimo video. Fatemi sapere se vi è piaciuto questo, e il prossimo potrebbe essere la tappa 4 del Giro Friuli Juniores. Figo, bello, mi sono divertito. Dai, vado, ciao!